Dal 4 al 9 settembre il pellegrinaggio Unitalsi a Lourdes in treno. Quale sarà il programma? Il programma prevede il viaggio in treno e l'arrivo a Lourdes con la partecipazione a tutte le funzioni del santuario, la famosa processione flambeau, ma anche momenti più semplici di preghiera personale davanti alla grotta, il bagno alle piscine, la Via Crucis e momenti di fraternità che vivremo insieme ai nostri amici malati e disabili. Il viaggio in treno è sicuramente quello preferito per poter andare a Lourdes. Quali vantaggi garantisce? Il viaggio in treno è nel cuore dell'Unitalsi e dei nostri volontari e dei nostri malati. È un viaggio un pochino più lungo rispetto agli altri, ma è un viaggio un po' più comodo rispetto al pullman ed è il vero viaggio, il vero pellegrinaggio dell'Unitalsi, un momento in cui, con cui condividere, volontari e malati, l'esperienza del viaggio insieme. È aperto a tutti coloro che volessero venire anche per la prima volta, a semplici pellegrini o anche a nuovi volontari. Esatto, noi abbiamo bisogno di forza lavoro nuova, sia giovani che meno giovani, pensionati, che hanno voglia di investire un pochino del proprio tempo per partecipare non solo ai nostri pellegrinaggi, ma anche a giornate che noi organizziamo durante l'anno per stare in famiglia, perché noi siamo una grande famiglia, insieme ai nostri volontari, ai nostri malati, momenti di condivisione e momenti di amicizia. Tutte le informazioni nella vostra nuova sede. Come sta andando l'esperienza? Bene, bene, devo dire che la nostra nuova sede di via Sarotti 1Q di fronte alla stazione sta avendo un buon successo. Abbiamo numerose persone che vengono a chiedere informazioni, che vengono a chiedere programmi dei nostri pellegrinaggi. È stata una buona scelta, devo dire, arrivare in mezzo alla gente, in modo che tutti possano conoscerci e conoscere i nostri progetti. Le iscrizioni sono aperte. Le iscrizioni sono aperte sia al nostro pellegrinaggio dal 4 al 9 settembre in treno, nello stesso periodo organizziamo anche un pullman per i pellegrini e dal 23 al 27 settembre sempre il pellegrinaggio a Lourdes in pullman.